A Venezia un sottoportico è un passaggio che passa sotto appunto a un gruppo di case o a una casa per permettere di raggiungere l'una o l'altra zona più velocemente. Sono circa 200, ma nessuno di loro può competere per sfarzo e bellezza con questo sottoportico di Corte Nova, che è strettamente legato alla peste del 1630. In circa un anno e mezzo morirono nel corso di quella pestilenza circa 80.000 veneziani. All'interno di questa corte abitava una donna, Giovanna, che ebbe una visione e che chiese agli abitanti di avere fede nella Vergine. Dipinse essa stessa un quadro della Madonna, davanti al quale, secondo la leggenda, il morbo che imperversava tutta la città cadde, precipitò e colorò questa pietra di rosso. Avuta salva la vita, gli abitanti della corte decisero di ornare il loro sottoportico come una cappella votiva. Peraltro furono salvi anche nei secoli successivi col morbo del colera, con le bombe della guerra, e tutto finisce bene con un'ultima chiosa. Calpestare la pietra rossa, secondo i veneziani, porterebbe sfortuna e non ne troverete uno disposto a farlo.